La Regione Veneto, sempre attenta alle esigenze del turista, promuove anche quest'anno la vacanza attiva. Siamo nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, tra le province di Verona e di Vicenza, un territorio ricco di natura, storia e cultura. Qual è il passato di questo territorio? È un passato ricchissimo che parte dalla presenza di un mare antico, la cui testimonianza è provata dalla presenza di squali fossili che si vedono nei nostri musei, fino alle tracce dell'uomo, i primi sapiens 44.000 anni fa, fino ad arrivare alle tracce adesso delle nostre tradizioni fatte di malghe, di alpeggio e naturalmente un territorio le cui dorsali ampie e soleggiate fanno da contraltare ai boschi di faggio e abete rosso. Quali sono gli sport che caratterizzano la vacanza attiva in Lessinia? Il Parco della Lessinia si presta ad essere visitato in tantissimi modi e è adatto a tutte le passioni, il trekking a piedi, il trekking a cavallo, ma anche il Nordic walking. E qui vicino passa il Sentiero E5, il sentiero europeo che conduce proprio dal lago di Costanza, attraversando le prealpi veronesi fino al mare Adriatico. La comunità montana, che è il soggetto gestore del parco, che lo ha saputo gestire in questi 20 anni, è riuscita a creare un complesso di sentieri per uno sviluppo ecosostenibile del territorio. Quali sono le caratteristiche del comprensorio sciistico Bosco Chiasanuova San Giorgio? Innanzitutto la vicinanza alla città di Verona, 40 km per essere da noi, 10 km di piste per lo sci alpino, 50 km di piste per lo sci di fondo, una località accessibile soprattutto famiglie, scuole, ragazzini, atleti anche di alto livello, organizziamo gare a livello internazionale, tutte le piste sono innevate con l'innevamento programmato, di conseguenza garanzia per poter sciare e la possibilità di passare una giornata meravigliosa per le famiglie in un posto bellissimo come la nostra Lessinia, dove bellezze naturali dai camosci e caprioli alle marmotte d'estate danno la sensazione di passare una giornata nella natura piena. Quali sono le escursioni più interessanti nel Parco della Lessinia? La Lessinia si presta in tutto il suo territorio a escursioni molto belle a cavallo e anche a piedi. Le più interessanti sono a mio avviso la zona del Vallon del Malera, con l'unica valle glaciale dei Monti Lessini, le foreste di Giazza che quest'anno compie 100 anni e dei Folignani, la più antica del parco, e tutta la zona alta dei Cordoni con chilometri di trincee che la caratterizzano. Abbiamo fatto scoprire e vivere alcuni aspetti del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, un'area protetta e incontaminata per tutti gli amanti della natura.